Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon giovedì ai nostri amici delle stelle, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con l'oroscopo e le novità del giorno. Iniziamo subito. Ariete, con la luna che si quadra a Venere in giornata vedrete all'orizzonte delle nuvole, attenzione, che però non sciuperanno la complicità e la profonda intesa con la persona amata, tranquilli. Approfittate invece dei favori di Saturno, che vi promette trattamenti prodigiosi a denti, ossa e pelle. Toro, un piacevole imprevisto farà prendere una piega più interessante alla vostra esistenza, soprattutto se ve la sentirete coraggiosamente di rischiare questa volta. Con il cielo di oggi aspettatevi una bella sorpresa, un incontro piacevole o l'arrivo di un messaggio, di una mail molto atteso. Gemelli, passiamo a voi. C'è una bella armonia con chi appartiene al segno dell'Ariete e del Leone. Quando e se le idee divergeranno troverete il modo per superare distanze e difficoltà. Se i vostri ritmi giornalieri in più, visto che Marte e Malandrino sono frenetici, datevi da fare per rallentarli un po'. Cancro, la luna in Capricorno vi tiene sotto tiro, attenzione, ma con il sostegno di Urano valorizzerete i talenti che sapete di possedere ma che nascondete in un cassetto. La Luna e Plutone renderanno difficoltoso mettere in pratica le nozioni imparate negli ultimi tempi, datevi da fare. Leone, iniziate ad adottare uno stile di vita più sano, vi farà bene. Sapete che state esagerando con le abitudini dannose, ma non riuscite a mettervi in riga, o almeno non ci siete riusciti fino a qui. Siate quindi meno indulgenti con voi stessi. Allontanate dall'altra parte chi vi fa perdere tempo prezioso in chiacchiere, invece di aiutarvi infatti vi sta facendo da zavorra. Vergine, la luna in Trigono non riuscirà a calmare gli animi, possibili litigi con il partner in giornata. Uno vorrà andare incontro a nuove esperienze, l'altro vorrà impedirglielo. Siete proprio voi. Condividere con il partner anche le incombenze quotidiane, ascoltate bene, contribuirà ad accrescere la complicità. Provateci. Bilancia, un familiare o un vecchio conoscente avranno bisogno di un vostro consiglio. Mettete senza indugio la vostra inventiva al loro servizio. Per sfondare sul lavoro invece sarete disposti a fare interminabili riunioni e straordinari, ma alla fine la spunterete. Scorpione, Saturno è a voi contrario in giornata, ma non batterete ciglio. Avete compreso che l'aumento delle responsabilità vi renderà più forti e più capaci di consolidare i vostri risultati. Uno stile di vita più dinamico invece e una dieta sana ed equilibrata possono contribuire al vostro benessere. Anche qui datevi da fare. Sagittario, con Mercurio dispettoso dal segno dei Gemelli sarete probabilmente distratti e dispersivi oggi e le vostre attività intellettuali e lo studio potrebbero risentirne, attenzione. Dolci attenzioni invece saranno gli ingredienti giusti per trascorrere una giornata tra le braccia di chi amate. Capricorno, è il vostro momento. Con le stelle di oggi gestirete una situazione professionale complicata e ne uscirete vittoriosi, con buone occasioni anche per il prossimo futuro. Pensate un po'. Se dovete fare una scelta importante, Urano amico vi donerà le idee giuste per prendere la strada migliore. Ascoltatelo. Acquario, con la dolce metà l'interesse reciproco è vivo ed evidente. Mercurio potrebbe aggiungere la ciliegina sulla torta oggi, con una comunicativa più sciolta ed efficace. Interpellate un esperto invece per effettuare dei massaggi calmanti sulla zona del plesso solare perché ne avete proprio bisogno. E chiudiamo anche oggi con i pesci. Con Marte nel vostro cielo potreste dare il via ad attività sportive che, oltre ad essere benefiche per il vostro fisico, possono ampliare il vostro entourage di conoscenze. Se vi stanno poi offrendo nuove possibilità, sappiate coglierle al volo e sfruttarle al meglio. Coraggio! Ed è tutto quindi anche in questo giovedì dalle nostre stelle. Noi ci risentiamo domani ancora con tante novità insieme all'oroscopo, sempre qui, sempre alla stessa ora. Una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0